La CGIL di Agrigento denuncia attraverso un video che sarà consegnato al prefetto le tante criticità della viabilità agrigentina nel corso di una conferenza stampa. Assemblea della Democrazia Cristiana sulle prossime elezioni che si terranno in diversi comuni della nostra provincia, tra cui Agrigento, alla presenza del Presidente Cuffaro e dell'Onorevole Pace. Noi disponibili ad alleanze con il centrodestra, anche se sono state tante le perplessità mostrate nel corso degli interventi degli iscritti. Presentata la nuova edizione del progetto al Comune di Agrigento, Agrigento Io non ci casco, nipoti digitali, finanziato dal Ministero dell'Interno per tramite la Prefettura. Si è concluso oggi il progetto Erasmus allo Sciascia Gallo di Agrigento. Nessuna scuola sarà accorpata nel prossimo anno nella provincia. Vertice in prefettura con le forze dell'ordine impegnate nella ricerca del corpo della mamma di Favara Marianna Bello. Continueranno ancora, secondo quanto dichiarato ai nostri microfoni dal prefetto Caccamo. Don Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, è stato nominato membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fatta da parte di Papa Leone XIV. Coppa Italia, l'Agragas impegnata con la Margheritese, lo Sciacca supera il Licata, l'Aragona in campionato incontrerà domenica la capolista Mazzara, sabato 18 inizia il campionato di pallamano presso il nuovo palazzetto dello sport, la pallamano Girgenti ospiterà l'Enna. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 17 ottobre venerdì. La CGIL di Agrigento e la Filea CGIL, il sindacato dei lavoratori edili, nel corso di una conferenza stampa odierna hanno denunciato la situazione di grave disagio viario che interessa l'intera provincia, letteralmente divisa in due dalla chiusura del viadotto Re per lavori di manutenzione, e successivamente si renderà necessaria anche la chiusura del viadotto Spinola, anch'esso determinante per attraversare Porto Empedocle. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato un video per mostrare i luoghi interessati alla viabilità incompiuta, che sarà successivamente consegnato al prefetto di Agrigento. Noi siamo stati alla conferenza stampa della CGIL. Segretario Buscemi, oggi una conferenza stampa per denunciare le criticità della nostra viabilità con un video che avete fatto vedere e che diffonderete presto anche alla collettività. Si denunciano le mancanze di un collegamento tra Agrigento e Porto Empedocle con delle strutture già pronte, con pochi interventi si potrebbe migliorare nettamente la viabilità. È anche detto in conferenza stampa che presenterete questo video, questa denuncia anche alla prefettura. Ecco, cosa vi aspettate? Sì, ormai ci è rimasto solo la prefettura come istituzione seria, efficace, presente, che nei limiti delle proprie competenze sposa i problemi della gente. Noi ci aspettiamo un sussulto di orgoglio, di dignità da parte di una classe dirigente, di una classe politica agrigentina, laddove si rende conto che non si può andare molto lontano se si continua ad amministrare la cosa pubblica in questo modo. Provate a immaginare un insegnante di Real Monte piuttosto che di Cattolico di Siculiana che deve partire alle 7 per attraversare l'inferno che c'è in questi giorni a Porto Empedocle. Quando finisce la scuola, poi c'è almeno un'ora, un'ora e mezza di attesa per uscire dall'altro inferno che hanno creato al quadrivio Spinasanta piuttosto che al viale della Vittoria. Quando escono le scuole lì si muore. Nei giorni scorsi un'ambulanza si trovava in via Matteo Cimarra e non è riuscita a poter attraversare la sola via Matteo Cimarra 200 metri perché l'ingorgo lo impediva. Il sindaco non prende atto dei rischi a cui espone la città con queste cose. Il sindaco non si rende conto che complice anche la diseducazione di chi parcheggia in doppia fila, in tripla fila o in quadrupla fila, crea di questi disagi.
Adesso, oltre a questi problemi, c'è anche l'aver tagliato in due. Per carità, devono esserci le manutenzioni, ma proprio perché ci vogliono le manutenzioni nei viadotti, ci vuole anche creare l'alternativa. Ed è vergognoso poter pensare di creare l'alternativa verso la Valle dei Templi, verso la Scala dei Turchi, con una strada di campagna, una controrzile, piuttosto che l'altra parte dove il traffico è vietato ai mezzi pesanti. È l'unica strada che da Gela si arriva a Mazara del Valle e viceversa. E questi che cosa fanno, questi mezzi pesanti? È una vergogna se noi leggiamo e continuiamo a leggere che il PNRR mette a disposizione una marea di soldi per le scuole. Se noi dobbiamo prendere atto che è finito l'anno di Agrigento, un capitale della cultura, è finito. In tutte le città è rimasta qualcosa, tranne che ad Agrigento. Ecco, noi ci aspettiamo che i cittadini si diano forza, abbiano il coraggio di prendere atto che da troppi anni hanno una classe dirigente quantomeno inadeguata. Ecco, lei ha girato parte di queste immagini, molto belle nel vederle. Speriamo che possano dare un risultato, diciamo, concreto nella realizzazione dei problemi che oggi state denunciando come CGIL. Sì, noi ci auguriamo che questo servizio serva a smuovere soprattutto le anime dei politici di questo territorio. Riprendo quello che diceva il nostro segretario per quanto riguarda che Agrigento sta a terminare l'anno come capitale della cultura. Ci auguriamo, come dicevo, che i politici assieme a noi non vogliamo assolutamente insegnare niente a nessuno, ma vogliamo essere attori principali per lo sviluppo di questo territorio, perché Agrigento merita questo, perché ci sono così tante arterie che basta un piccolo impegno da parte della politica soprattutto per fare in modo di riallacciare le arterie che servono a snellire il traffico. E vogliamo ricordare anche ad ANAS che qualche anno fa abbiamo fatto più incontri per far sì di far nascere prima possibile la circonvallazione per snellire il traffico e per rendere, così come diceva si diceva nel nostro servizio, cercare di evitare infortuni che spesso accadono e spesso sono anche mortali. Un incontro si è svolto ieri presso l'Hotel Agrabello da parte della Democrazia Cristiana, dove si è parlato delle prossime elezioni che interessano diversi comuni della nostra provincia, in particolare Agrigento, alla presenza del presidente Cuffaro e dell'onorevole Carmelo Pace. Cuffaro ha dichiarato la sua disponibilità ad un'alleanza con il centrodestra, anche se numerose sono state le perplessità per tale accordo, venute anche nel corso degli interventi dei tanti amministratori locali. Noi eravamo alla conferenza della Democrazia Cristiana. Onorevole Cuffaro, oggi un incontro verso le amministrative, si discuterà anche della linea politica che la DC intenderà percorrere per il comune di Agrigento. Ma certo, un incontro preparatorio alle amministrative di Agrigento in primo luogo, ma anche in tutti gli altri 9 comuni dove si vota. La Democrazia Cristiana è un partito di coalizione e metterà tutto il suo impegno a rafforzare la coalizione e a lavorare perché possa esserci una coalizione coesa e unita, che noi ci auguriamo, almeno per il comune di Agrigento, questo possa avvenire. Se dovesse esserci, così come ci sono già state per le province, iniziative diverse, è chiaro che saremo impegnati a fare il nostro progetto di moderati da soli e non abbiamo la preoccupazione di poterlo fare. Però ripeto, stiamo lavorando perché possa esserci la coalizione unita. Agrigento ovviamente è la terza più importante, anche alla luce di quanto è successo. Voi siete all'opposizione, quindi si dovrà ricucire un rapporto che finora è stato diverso. Noi siamo all'opposizione non per scelta, ma perché non ci hanno voluto in maggioranza. Non ci hanno voluto in maggioranza a Licata, non ci hanno voluto ad Agrigento, non ci hanno voluto alla provincia, quindi non è una nostra decisione. Se così dovesse continuare ad essere, faremo le nostre scelte e andremo avanti da soli, sapendo che
il progetto che portiamo avanti e le sue ragioni. Noi siamo quelli che sono fuori da tutto quello che è successo ad Agrigento, confidiamo che gli agrigentini questo giudizio di serenità potranno esprimerlo, però ripeto, siamo un partito di coalizione e lavoriamo perché si ritrovino le ragioni dello stare insieme. Come mai ci sono stati questi no alla coalizione? Beh, questi no alla coalizione non c'è mai stato da parte nostra. I no sono sempre state da parte degli altri, questa domanda. Potrebbe essere più utile farla a chi non ha voluto che la coalizione fosse unita e ha scelto di fare alleanze col Partito Democratico e con i 5 Stelle, ma no, non ho idea perché questo possa essere successo, anzi ho la mia idea ma me la tengo per me. Vi temono, poi a Palermo siete uniti, invece in periferia divisi. Beh, a Palermo c'è le ragioni di una coalizione che, anche se con qualche difficoltà, stiamo portando avanti. Ad Agrigento gli interlocutori che dovrebbero in qualche modo rispettare la necessità che la coalizione possa essere unita fanno prevalere ragioni diverse che noi non condividiamo, che però se così sono dovremmo in qualche modo accettarle e andare avanti. Ci sono state già delle interlocuzioni di Presidente? Ci sono delle interlocuzioni, stiamo lavorando per trovare la possibilità di una candidatura condivisa, non c'è ancora una scelta e soprattutto vorremmo capire qual è la volontà degli amici di Forza Italia, degli amici di Fratelli d'Italia, lo sappiamo, della Lega lo sappiamo, ma vorremmo capire cosa vuole fare Forza Italia in provincia abbiamo visto questo impegno dei Fratelli d'Italia per via della divisione di Tulla, per cui c'è stata una reazione ovviamente sconvolta da parte di tutti, no? Beh, sì, avranno avuto le sue buone motivazioni per uscire dalla giunta. Se ci sono decisioni prese sulla testa delle persone è giusto che un partito, e Fratelli d'Italia è un partito ad Agrigento, prenda le sue decisioni. Ci auguriamo che queste decisioni improvvide ed improvvise possano sempre essere di meno e si torni a ragionare su quello che serve per essere uniti a vincere. Ed un'ultima domanda, il vertice di maggioranza di qualche giorno fa Palermo ha sentito andare avanti fino alla fine della legislatura? Beh, questa è l'unica cosa certa. Difficilmente troveremo uno solo dei 70 deputati che pensi di non andare avanti e arrivare a fine legislatura. Questa è una certezza che almeno c'è. Ma noi speriamo invece che questa certezza venga suffragata da alcune scelte. Prima bisogna abolire il voto segreto. Questa vergogna dei deputati che si trincerano dietro il voto segreto per fare scelte sbagliate e soprattutto che fanno pagare scelte a parte alla coalizione o ancora al Presidente della Regione deve finire. Noi ci auguriamo che almeno su questa scelta di eliminare il voto segreto la Regione si combatti e si vada avanti. Ma ci sono 9 comuni in provincia di Agrigento che vanno al voto, da comuni piccoli come Camastra e Villafranca al comune capoluogo Agrigento, passando da Raffadali e Ribera, comuni che vanno al voto col maggioritario e altri che vanno al voto col proporzionale. La Democrazia Cristiana sarà protagonista. Oggi con questa manifestazione stiamo lanciando la campagna elettorale in queste 9 realtà. Sarà protagonista nei comuni piccoli, sarà protagonista nei comuni grandi, a partire da Agrigento. Credo che proprio ad Agrigento siamo tra quei pochissimi partiti che abbiamo le carte in regola per spiegare le ragioni per votare per noi. Faremo delle denunce di tutto quello che non è andato bene ad Agrigento città. Saremo costretti a dire il grande treno che Agrigento si è visto passare e che non è salito nessuno, che è Agrigento capitale della cultura. Una grandissima e straordinaria opportunità che per demerito di questa amministrazione comunale non ha lasciato alcun beneficio per la città. La Democrazia Cristiana vuole essere protagonista di un cambiamento, di una svolta che deve partire dalla Democrazia Cristiana. Non vogliamo andare da soli, vogliamo andare con chi la pensa come noi, sapendo che questa volta la Democrazia Cristiana e chi sarà accanto alla Democrazia Cristiana avrà le carte in regola per vincere l'elezione ad Agrigento città.
E nei locali dell'ex Collegio dei Filippini si è svolta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del progetto Io non ci casco, un progetto ideato e promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali, retta dall'assessore Marco Bullo, coordinati dalla dottoressa Teresa Urso, psicologa del Comune di Agrigento. L'iniziativa è volta a prevenire e contrastare le truffe agli anziani over 65 presenti nel territorio. Sindaco, oggi si presenta il progetto Io non ci casco, quest'anno la novità è che è dedicato ai nipoti. Sì, è la seconda edizione, ringrazio l'assessore Marco Bullo per aver voluto fortemente riproporre questo progetto, ringrazio anche le istituzioni che stanno collaborando con noi, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la prefettura, c'è anche la presenza dell'ASP e della polizia postale, tutti coloro che possono girare attorno a questa problematica. È un progetto ambizioso, la comunità sociale è molto importante. La novità è questa, che vengono coinvolti i ragazzi, proprio il nipote digitale, quello che deve poi stradare i propri nonni a evitare le truffe. È un problema molto sentito questo delle truffe agli anziani, che sta aumentando giorno dopo giorno. Sì, purtroppo sta dilagando e quindi meglio proporre un progetto e proporlo anche ai giovani, secondo me è stata un'idea grandissima. Assessore Bullo, si presenta oggi la nuova edizione di Io non ci casco con tante novità, parliamone. Assolutamente sì, siamo alla seconda edizione del progetto Io non ci casco, è una campagna di sensibilizzazione contro l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Nella prima edizione avevamo focalizzato l'attenzione sui pensionati delle associazioni di categoria e più in generale sul territorio attraverso l'aiuto delle parrocchie, cercando di informare grazie all'aiuto delle forze dell'ordine i nostri anziani per evitare truffe e raggiri. Quest'anno, oltre a questo, abbiamo pensato di coinvolgere i nipoti digitali per la precisione, che saranno gli artefici, gli attori principali della campagna, perché attraverso loro cercheremo di dare le informazioni a queste persone anziane che rischiano di essere truffate, e quindi la istituzionalizzazione del nipote digitale, che contribuirà attraverso dei video, attraverso dei vocali che faranno direttamente all'interno dell'app Città di Agrigento e daranno questi consigli utili ai propri nonni. E faremo degli incontri all'interno dei 5 istituti comprensivi della Città di Agrigento, dove i nipoti digitali e i nonni saranno coinvolti in questi momenti di informazione, dove le forze dell'ordine e tutti i partner dei progetti parteciperanno per cercare di dare soluzioni e avvertenze rispetto a questo pericoloso e odioso fenomeno della truffa agli anziani. Ecco, ricordiamo che il progetto è finanziato dal Ministero degli Interni per tramite la Prefettura di Agrigento. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Agrigento, Prefettura di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento. Insieme al Comune di Agrigento abbiamo stilato un protocollo d'intesa così come previsto nel bando iniziale, e devo essere sincero, grazie a questo supporto, a questa rete che si è creata, a questo aiuto, grazie alla Prefettura di Agrigento e ai suoi uffici, a Sua Eccellenza il Prefetto, che è stato sin da subito disponibile per questo progetto. Oggi lo presentiamo e comunque la Prefettura ci accompagnerà in tutti gli incontri per cercare di sensibilizzare il territorio rispetto al fenomeno. Prefetto, oggi si presenta il progetto Io non ci casco, dedicato anche coinvolgendo le scuole e anche i nipoti digitali. La Prefettura ha voluto fortemente questo progetto per tramite del Ministero dell'Interno. Sì, il Ministero dell'Interno finanzia alle amministrazioni comunali queste progettualità che hanno la finalità di andare a tutelare le categorie più fragili, nella fattispecie le persone anziane. Sappiamo molto bene quanto in questa provincia questo subdolo fenomeno sia abbastanza presente, ma sappiamo altrettanto bene quanto sia efficace l'azione che si svolge sul territorio, sia sotto il profilo più sociale, sia quello anche della prevenzione e del contrasto. Le forze di polizia efficacemente hanno affinato le tecniche, ma soprattutto con il dialogo con questa categoria fragile, e ha fatto sì che buona parte di queste fattispecie delittuose siano state immediatamente contrastate e fermate. Questo è quello che fanno le forze di polizia giornalmente. La progettualità invece ha quella finalità molto nobile, di sensibilizzare, di far conoscere agli anziani che ci sono tanti soggetti che non vogliono del bene ma il loro male. Le truffe sono sempre all'angolo,
Le truffe si manifestano non solo col finto carabiniere, col finto tecnico che si presenta a casa, sono oggi maggiormente truffe online, quindi la progettualità che il Comune di Agrigento, il Ministero dell'Interno tramite la Prefettura, va oggi a coinvolgere pure le fasce giovanili che hanno l'opportunità di far conoscere proprio in ambito familiare alle proprie persone anziane, ai propri cari, che bisogna stare sempre guardinghi e che ci sono delle metodologie molto sopraffine che cercano sempre di andare a raggirare le persone deboli. Quindi questo è un progetto che ha questa finalità, quindi ho definito che è un progetto nobile, proprio perché riunisce tutte e due le caratteristiche, cioè di incidere sotto un aspetto più sociale e poi sotto l'aspetto della prevenzione e la possibilità alle forze dell'ordine di continuare nella loro azione di contrasto. Teresa Urso, referente del progetto per il Comune di Agrigento. Oggi la presentazione ufficiale con tutti i partner, riparte la nuova stagione della campagna Io non ci casco. Sì, oggi parte la campagna di informazione e sensibilizzazione del progetto Io non ci casco, un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura. Il progetto Io non ci casco ha un duplice obiettivo, che è proprio quello sia di diffondere, informare, sensibilizzare gli anziani per proteggerli dalle truffe, sia quello di rafforzare la rete territoriale, quindi il Comune, le associazioni, le forze dell'ordine, per un lavoro di protezione degli anziani contro, diciamo, i raggiri e le truffe. Ecco, le scuole sono coinvolte attivamente e fattivamente nel progetto, perché il progetto mira principalmente quest'anno ai nipoti. Ecco, perché questa scelta, dottoressa? Sì, quest'anno abbiamo voluto introdurre i nipoti digitali, un giovane volontario che aiuterà l'anziano nonno, l'anziano anche conoscente, a proteggerlo dalle truffe, proteggerlo quindi dai pericoli. Il giovane sarà, diciamo, da supporto all'anziano nell'approcciare a questi pericoli. L'anziano, come sappiamo, vive momenti di solitudine, spesso il cellulare per lui rappresenta un mondo a cui potersi rivolgere, perché comunque il cellulare con il cellulare si svolge un'attività interattiva, quindi attraverso cui l'anziano viene ascoltato, entra in un mondo dove può interagire. Per questo motivo abbiamo pensato ai nipoti digitali come veicolo, come supporto e in aiuto all'anziano. Anche l'ASP è coinvolta nel progetto presentato qui al Comune di Agrigento, Io non ci casco, in collaborazione con la Prefettura. Ecco il vostro ruolo. Io quindi abbiamo accolto con attenzione, con interesse questo progetto Non ci casco, perché è fondamentale proprio creare una rete sociale di protezione per i pazienti anziani, per i pazienti fragili per più motivi, sia per l'età, per l'isolamento sociale, quindi la solitudine che li porta a fidarsi del prossimo, quindi aprire le proprie porte, per la scarsa conoscenza delle tecnologie, ma anche per i disturbi cognitivi età correlati, che rappresentano un ulteriore fattore di rischio per le fragilità. Per cui queste reti sono importanti, soprattutto creare queste reti, questi incontri che vedono coinvolti giovani e anziani. Questo scambio generazionale rappresenta un'importante protezione sociale per i pazienti anziani, per prevenire e riconoscere le truffe, ma anche per i giovani, perché serve a loro con un momento di crescita, di responsabilizzazione, acquisiscono proprio il valore dell'ascolto, che spesso oggi è perso, il valore del rispetto verso il prossimo e anche del senso civico. Nel progetto sono coinvolte 5 istituti di Agrigento, tra cui il comprensivo Rita Levi Montalcini. Una valutazione di questa iniziativa che coinvolge quest'anno anche le scuole. Sì, noi abbiamo aderito a questo progetto portato avanti dall'amministrazione comunale di Agrigento in sinergia con gli altri operatori sociali, proprio perché siamo convinti che i ragazzi possono dare un contributo notevole ai propri nonni e ai propri genitori per tutte queste manifestazioni che spesso avvengono in modo nefasto da parte di gente senza scrupolo. Proprio per questo contesto le giovani generazioni daranno sicuramente un contributo fattivo. Ecco perché abbiamo aderito immediatamente a questa iniziativa, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale di averci coinvolto e siamo ben felici
di portare avanti tutte le progettualità inerenti al progetto stesso. E si è concluso oggi il progetto Erasmus all'Istituto Gallo Sciascia, un'interessante esperienza portata avanti nell'ambito delle attività progettuali tra gli studenti agrigentini ed alcuni studenti degli istituti tedeschi. Parliamo di questa attività dell'Erasmus che oggi si conclude qui allo Sciascia Gallo. Un'attività molto coinvolgente per i ragazzi dello Sciascia, perché è un'attività che permette loro di entrare in stretta connessione con ragazzi di altri paesi europei. Il gruppo che stiamo ospitando in questi giorni è un gruppo proveniente dalla Germania, paese dove i nostri alunni andranno nel prossimo mese di novembre, e in questi giorni si è avuto modo non solo di familiarizzare, di lavorare a un progetto comune che ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, l'unione tra i popoli, che è un tema oggi forse più che mai attuale, ma è anche un modo per vivere la loro età in una maniera spensierata ma anche aperta all'altro. La cosa bella che i ragazzi stanno scoprendo in questi giorni, al di là del fatto di lavorare secondo diciamo dei processi comuni che accomunano un po' le scuole coinvolte, indipendentemente dal fatto che siano così lontane territorialmente, e che indipendentemente appunto dal paese di origine, il paese in cui si vive, gli ideali, i pensieri, le aspirazioni, i sogni di questi ragazzi sono gli stessi. Quindi è bello affermare questa comunione ed è bello aprirci, rientrando perfettamente in quello che è l'obiettivo della nostra scuola, dell'Istituto Gallo Sciascia, all'internazionalizzazione dei percorsi. Ecco, facciamo un bilancio di questa attività che sta arrivando al termine. Sì, io partirei dal motto del progetto Erasmus, che l'Erasmus arricchisce la vita e apre la mente, ed ha fatto proprio questo con i nostri ragazzi e con i ragazzi che abbiamo ospitato. Ha arricchito la loro vita perché intanto li ha arricchiti da un punto di vista sia linguistico, perché usano l'inglese ogni giorno, che culturale, relazionale, hanno un sacco di nuovi amici, stanno scoprendo differenze culturali importanti, stanno aprendo per l'appunto la loro mente. E il tema dell'amicizia è proprio quello che è emerso anche dall'analisi nel nostro progetto dei nostri luoghi, del nostro patrimonio UNESCO, in cui molti posti praticamente simboleggiano proprio l'amicizia. Prendiamo per esempio il Tempio della Concordia, per cui praticamente questo messaggio di amicizia, di pace, di connessione tra popoli è proprio quello che vogliamo arrivi ai nostri ragazzi e ai ragazzi europei, che l'Europa è la nostra casa. Parliamo di questa esperienza come docenti che avete fatto per l'Erasmus ad Agrigento. Also für uns als Lehrer und auch für unsere Schüler war es eine ganz tolle Woche hier bei Ihnen in Agrigento. Come docenti, ma anche per i nostri alunni, per i nostri studenti, è stata una settimana meravigliosa qui ad Agrigento. Il suo punto di vista? Was denken Sie darüber? Aus Sicht unserer Nachhaltigkeitsziele ist es immer sehr beeindruckend, obwohl unsere Orte so unterschiedlich sind und in ganz unterschiedlichen Teilen Europas liegen, dass wir doch alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Ich finde das sehr beeindruckend. È molto impressionato del fatto che malgrado siamo culture totalmente diverse, paesi diversi, una città grande e un paesino più piccolino, tutti comunque lavoriamo verso gli stessi obiettivi di sostenibilità, tutti verso un'Europa sostenibile, pace e amicizia. Che esperienza è stata? È stata una delle esperienze più belle della mia vita e spero di poterla fare ancora qualche altra volta e che anche altre persone abbiano la possibilità di fare questa esperienza. Grazie a questa esperienza infatti ho avuto la possibilità di fare amicizia con persone tedesche ma anche italiane e appunto migliorare il mio inglese. E nessuna scuola della provincia di Agrigento sarà soggetta a ridimensionamento o accorpamento nel prossimo anno scolastico 25-26. La notizia è arrivata oggi durante un incontro online che ha coinvolto le sigle sindacali del nostro territorio. La notizia è stata accolta con sollievo da parte dei rappresentanti delle scuole che da mesi manifestavano la preoccupazione per le possibili fusioni tra diversi istituti. Rimane comunque aperto il dibattito sulle politiche nazionali di dimensionamento
argomento che potrebbero tornare in discussione negli anni successivi. Nei prossimi giorni sarà organizzata anche un'assemblea con i vari sindaci dei comuni dell'Agrigentino per comunicare ufficialmente quanto già detto, un incontro necessario per dare certezza ai vari sindaci e alle comunità scolastiche per consentire una pianificazione serena delle attività per il futuro anno scolastico. Linea alla regia per la pubblicità. Un vertice si è tenuto in prefettura tra il prefetto Caccamo e i componenti delle varie forze dell'ordine sulle ricerche della signora Marianna Bello, che continueranno anche nei prossimi giorni. Il prefetto Caccamo ai nostri microfoni. Prefetto, le posso fare una domanda sul vertice di ieri relativamente alle ricerche della mamma di Favara? Sì, io ieri, a distanza di 15 giorni dall'evento, dal triste evento, ho voluto fare un po' il punto di situazione nell'ambito del centro di coordinamento soccorsi che, come tutti sanno, viene coordinato dal prefetto nel territorio, quindi con tutte le componenti del sistema di protezione civile che dal 1° ottobre sono impegnate nelle attività di ricerca della persona dispersa. Ho voluto un po' scandagliare su ciò che è stato fatto e ciò che c'è ancora da fare. Abbiamo rilevato che alcune attività tecniche ancora si devono completare e quindi in estrema sintesi, a conclusione di un'articolata riunione che anche ha avuto una sua durata di un paio d'ore, ecco, siamo arrivati a questa conclusione di fare un completamento del quadro delle operazioni tecniche che, come ho detto, sono già state intraprese da 15 giorni e quindi cerchiamo di approfondire alcune aree e alcuni, ripeto, aspetti tecnico-operativi. Questo anche perché abbiamo la possibilità e si sta vagliando tramite il Comando Provinciale Carabinieri sempre di far intervenire il nucleo specialistico cinofili che proviene dalla Toscana, che sicuramente è quella componente essenziale che nel caso di specie può dare utili risultati. È vero che sono trascorsi 15 giorni, le condizioni meteo non stanno agevolando, però ecco, continuiamo nel completamento, come ho detto, di queste ulteriori attività tecniche. Si sono svolti a Palermo i funerali di Paolo Taormina. Palermo si è fermata per l'ultimo saluto al 20enne ucciso all'Olivella. L'arcivescovo Corrado Lorefice, nel corso della sua omelia, ha dichiarato: non sono gli eserciti, non sono le forze di polizia, con loro pure encomiabile servizio a cui siamo gratissimi, che potranno estirpare la violenza omicidia. Possiamo essere solo noi insieme. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi l'ultimo saluto a Paolo Taormina, il giovane ucciso a Palermo con un colpo di pistola sparato a bruciapelo la notte tra sabato e domenica, mentre cercava di sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. Una settimana segnata dal dolore di un'intera città, ancora incredula e smarrita di fronte all'ennesimo episodio di violenza cieca ai danni di un giovanissimo, con la sola colpa di non aver girato le spalle di fronte a un'aggressione che sarebbe potuto ulteriormente degenerare senza il suo atto di coraggio. Straziante il momento dell'arrivo della bara nel sagrato della cattedrale, migliaia di ragazzi ad applaudire il coetaneo volato in cielo. La chiesa e il sagrato stracolmi di amici, parenti, coetanei, ma soprattutto i tanti palermitani commossi, disposti a rinunciare a qualche ora di lavoro pur di stringersi al dolore dei genitori di Paolo. A celebrare le esequie Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Dobbiamo essere ancora qui insieme a ritrovarci per le esequie di un giovane, e vuol dire che ancora prevale la violenza, ma dietro la violenza abbiamo tutti delle responsabilità, tutti, perché vuol dire che non riusciamo a trasmettere una visione umana che fa vedere, toccare con mano la disumanità della violenza. Grazie. Un momento di dolore che non finisce, tra l'altro. No, non può finire. Paolo deve essere ricordato per quello che ha fatto, ma ora sta alla giustizia a fare il suo decorso.
Ecco, ieri è stata stabilita delle zone rosse, l'aumento di polizia in città. Dobbiamo pensarci un po' prima su questa cosa. Quando già è stato tutto, quando fu dei 3 ragazzi di Monreale. Da allora doveva partire un po' più di controlli. No, che ora c'è scappato il 4° morto, tra cui un nostro caro amico. Ora speriamo che le acque si siano un poco veramente smosse e che ci siano veramente adesso più controlli a tappeto nella movida di Palermo il fine settimana. Era tranquillo, era sereno, si viveva il suo momento, era felice, la sua ragazza, la sua famiglia, non gli mancava nulla, aveva dei progetti e tutto questo svanito tutto, è svanito tutto. E io da mamma non voglio neanche medesimarmi a questa situazione perché io è amico mio Paolo, anche i familiari di Paolo, e io neanche mi voglio, io sto male da amica, immagino da mamma. È inaccettabile vedere morire un figlio in quel modo per un balordo, e dovevamo comunque fare dei controlli prima e non arrivare a questo punto. Adesso siamo tutti quanti bravi a parlare. Fatto sta che comunque è stato un ragazzo molto coraggioso e non si è girato dall'altra parte e deve essere d'esempio per tutti quanti gli altri ragazzi. Mio marito, sai, l'aveva fatto per scelta, aveva deciso di fare il poliziotto, voleva ascoltare il dottor Falcone, l'ha fatto, ma è stata una sua scelta. Il ragazzo, cioè che cosa aveva fatto? Il ragazzo per scelta ha deciso di difendere qualcun altro, ha fatto una cosa meravigliosa, difendere un'altra persona, ma non doveva finire in questo modo. Noi siamo amici di famiglia, Paolo se lo merita, è una famiglia tranquilla, serena, che non ha mai fatto del male Paolo, mai. Ecco, lei è un genitore? Ho due figli che ci vanno sempre al suo locale. Quel giorno andavano a scuola assieme, quel giorno non ci sono andati perché è il compleanno di mia moglie. Io pensavo che se c'era pure mio figlio moriva pure là. Io non dormo mai perché ogni volta che esce già si preparano a mezzanotte, escono e si ritirano alle 5, alle 6, alle 7, ma il problema non è questo, perché il problema sono che non c'è nessuna guardia, non c'è nessuno carabiniere, non c'è nessuno vigile urbano, nessuno. Il problema è lo Stato, non sono le persone, perché se c'è un po' di educazione è così. Sequestrati 700 kg di corallo rosso nell'isola di Marettimo, i colleghi di Trapani. È una delle risorse più preziose e delicate del Mediterraneo, ma anche tra le più ricercate dal mercato nero. La Guardia di Finanza, in un'operazione congiunta tra il reparto operativo aeronavale di Palermo ed il gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare, ha intercettato al largo di Marettimo un'imbarcazione con a bordo oltre 700 kg di corallo rosso raccolto illegalmente. Un aereo delle Fiamme Gialle, impegnato nella vigilanza dei controlli doganali europei, ha individuato un'imbarcazione sospetta che navigava a forte velocità verso le coste trapanesi, proveniente dalle acque magrebine. Il segnale è stato immediatamente trasmesso a una motovedetta della Guardia di Finanza che ha raggiunto e fermato il natante al largo di Marettimo. A bordo 3 persone residenti nel Trapanese. Durante il controllo i militari hanno scoperto 22 colli sigillati contenenti oltre 700 kg di Corallium rubrum, il prezioso corallo rosso del Mediterraneo. Nessuno dei 3 occupanti ha saputo fornire documentazione sulla provenienza del carico. Il valore stimato del materiale sequestrato supera il $500.000 di euro, un commercio illegale che danneggia l'ambiente marino e l'economia legale. La raccolta del corallo, infatti, è rigidamente regolamentata e consentita solo a chi dispone di licenza specifica ed in periodi stabiliti. Oltre al carico è stata sequestrata anche l'imbarcazione utilizzata per il traffico. I 3 uomini, al momento indagati, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per ricettazione e contrabbando. L'operazione, coordinata dal capitano Carmelo Di Franco, conferma il ruolo centrale delle Fiamme Gialle del Mare nella tutela dei confini e dell'economia legale, contrastando i traffici che minacciano l'ambiente e la concorrenza leale.
Ha maltrattato e sequestrato la compagna di 20 anni nel periodo in cui era incinta, inflitta la condanna di 3 anni e 6 mesi di reclusione a un disoccupato 27enne di Palma di Montechiaro, riconosciuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi e sequestro di persona aggravato in concorso, confermata in appello la sentenza emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. Il giovane subito dopo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Dopo le formalità di rito presso la caserma dell'Arma è stato accompagnato alla casa circondariale di Contrada Petrusa per scontare la pena. La vittima, una ragazza di 20 anni, anche lei di Palma di Montechiaro, sarebbe stata maltrattata e sequestrata tra il febbraio e settembre del 2021, periodo tra l'altro in cui era anche in gravidanza. E il cardinale Baldo Reina, agrigentino, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, insieme al cardinale Blaise Kupik, arcivescovo di Chicago, sono stati nominati membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La nomina è stata fatta da Papa Leone XIV. Inoltre il Santo Padre ha confermato per il mandato in corso membri della stessa commissione vari cardinali. Con questo incarico il cardinale Reina assume un ruolo chiave nella gestione della vita amministrativa e istituzionale del Vaticano. E AICA ha trasmesso alla Prefettura di Agrigento, all'ATI Agrigento 9 e alle varie forze dell'ordine lo schema di contratto di somministrazione temporanea del servizio idrico integrato, fornitura presso punto di carico, destinato agli operatori accreditati che effettuano il prelievo d'acqua mediante le autobotti. L'iniziativa, approvata dal CDA di AICA, firmata dalla Presidente Danila Nobile, con l'assistenza del consulente legale, si inserisce nel piano di regolarizzazione dei vari prelievi idrici sul territorio provinciale ed è finalizzata a garantire legalità, trasparenza e tracciabilità ad ogni approvvigionamento. Il nuovo schema contrattuale, che verrà sottoscritto dagli operatori autorizzati pena la perdita dell'accreditamento, disciplina in modo chiaro i punti di carico, le modalità di utilizzo, le condizioni economiche di fatturazione, gli obblighi di rendicontazione dei volumi prelevati. Questo strumento, ha dichiarato la Presidente Nobile, ci consentirà di mettere in ordine in un settore spesso soggetto a distorsioni e irregolarità. L'acqua è un bene pubblico e va gestita con regole chiare, uguali per tutti. Regolarizzare i prelievi significa assicurare un servizio più equo, più trasparente e più sicuro per tutti i cittadini. Passiamo ora allo sport. Per la Coppa Italia di Eccellenza lo Sciacca supera il Licata. In Coppa Italia di promozione l'Acregas affronta la Margheritese e un'intervista al dirigente Rosato. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini. E l'Unitas Sciacca a transitare al prossimo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La compagine saccense ha infatti superato ai calci di rigore i cugini del Licata dopo che quest'ultima era riuscita a pareggiare i conti dell'andata. Dunque Unitas Sciacca ai quarti a conclusione di una gara combattuta e sotto una fitta pioggia. Vantaggio licatese con Tedesco al 14°. Alla fine della gara il risultato finale persisteva sul pari, per cui si è dovuto ricorrere ai calci di rigore. La compagine saccense, più cinica e fredda, si è imposta dopo 16 calci di rigore ed accede così ai quarti di finale. Intanto riparte la Coppa Italia di promozione girone D, dove è presente l'Acregas, che dopo aver superato il primo turno con l'Aragona, mercoledì 5 novembre affronterà la gara di andata con i cugini della Margheritese. La compagine bellicina del tecnico Giuseppe Geraldi, in occasione di un'amichevole giocata all'Esseneto nel precampionato, era riuscita a superare la squadra biancazzurra con il minimo risultato. Il ritorno si giocherà a cambi invertiti sempre di mercoledì, giorno 19 novembre. A punteggio pieno Acregas che domenica va a giocare a Sommatino con la Sommatinese, una squadra perfettamente in forma e che cerca domenica dopo domenica di guadagnare 3 punti in ballo. Domenica ci aspetta questa trasferta insidiosa a Sommatino su un campo in terra battuta con una formazione quadrata, abituata alla categoria, che sicuramente ci darà filo da torcere
come è giusto che sia, e che però noi affronteremo con il piglio giusto, con la concentrazione che l'evento richiede, e quindi siamo concentrati. Ecco, parliamo un attimino invece dello stadio del Seneto. Si parlava che in questa settimana sarebbero dovuti iniziare i lavori o quantomeno aprire il cantiere. Novità? Novità, confermo questa notizia, perché non più tardi di una settimana addietro abbiamo avuto occasionalmente un incontro con l'impresa che seguirà questi lavori, e ci confermava proprio questa circostanza, cioè l'apertura del cantiere a giorni. Insomma, verranno predisposte le reti e le recinzioni di protezione per impiantare il cantiere, per poi dare concreto avvio a questi interventi. Ecco, scendiamo un attimino di categoria, parliamo di terza categoria, che interessa anche direttamente anche l'Acregas. Sono usciti i calendari. Ecco, si evince che tre squadre di Agrigento giocheranno all'Esseneto. È proprio così. Abbiamo appreso dal comunicato unico della delegazione provinciale il calendario della terza categoria, e ci siamo subito accorti del fatto che altre due squadre agrigentine giocheranno all'Esseneto, circostanza che già conoscevamo. Però ciò che ci desta molta sorpresa è che il calendario di terza categoria è stato redatto non tenendo conto anche del calendario del campionato di promozione dove gioca l'Acregas, tant'è che ci saranno delle domeniche da qui a venire dove addirittura in questo stadio si giocheranno 2 partite o addirittura 3 partite tra il sabato e la domenica, addirittura 2 nella giornata di domenica, una alle 11:30 del mattino e l'altra alle 14:30. Insomma, una situazione che definire anomala è dir poco. Sicuramente interverremo formalmente presso il comitato regionale e la delegazione provinciale per chiedere una rivisitazione quantomeno dei calendari, per consentire un ordinato svolgimento delle gare dentro questo impianto. Ma potrebbe anche il tecnico Sebbi Catania, che un campo in erba naturale come quello del Seneto potrebbe anche causare danni tecnici anche alla squadra, e potrebbe anche optare per scegliere un altro rettangolo di gioco. Ci potrebbe essere questa possibilità? Questa è una possibilità che stiamo valutando concretamente. Bisogna essere molto chiari sul punto. Regole di ragionevolezza vogliono che dentro un campo con un mando di erba naturale non possano giocare più formazioni, soprattutto a stretto giro, cioè squadre e partite da svolgersi una dietro l'altra, per cui stiamo valutando la possibilità anche di andare a giocare le partite interne lontano da Agrigento, perché la nostra è una formazione che ambisce comunque alla vittoria del campionato, ma vuole giocare in condizioni che possano in qualche modo privilegiare le qualità tecniche della nostra squadra, e sicuramente un mando in erba naturale altamente sfruttato diventerebbe altamente penalizzante per l'Acregas, per cui stiamo valutando la possibilità anche di fare il sacrificio di andare fuori Agrigento pur di giocare in un manto di erba sintetica che consentirebbe la migliore espressione calcistica alla nostra formazione. E domenica 19 ottobre per il campionato di promozione Girone A la squadra dell'Aragona ospita la capolista Mazzara. Sentiamo il mister Giordano intervistato da Davide Sardo. Mister Giordano, domenica la sfida in casa contro il forte Mazzara, quali sono le insidie di questa partita? È chiaro che domenica arriva una squadra blasonata che ha una storia calcistica importante, un roster importante, un allenatore fuori categoria come Cavataio, giocatori come Rosella, Palazzo, Perrone, però noi siamo consapevoli che il nostro percorso di crescita passa anche attraverso queste sfide affascinanti di grande blasone. Avremo dalla nostra il nostro pubblico, a cui tolgo l'occasione per fare un appello. Abbiamo bisogno di un dottor Russo gremito che ci spinge per l'impresa, perché noi siamo convinti che domenica faremo una grande partita. La tua squadra arriva a questa partita in gran salute dopo il pari in trasferta contro l'Aspra Bagheria.
una vittoria in casa contro il Casteldacce e poi il pareggio al debutto contro il Valderici. Quindi state bene fisicamente e mentalmente? Stiamo bene, arriviamo alla sfida anche arrabbiati, con qualche rammarico, perché sia a Valderice che ad Aspra, quindi a Bagheria, abbiamo raccolto secondo me meno di quanto meritassimo sul campo, però siamo consapevoli assieme allo staff e ai ragazzi che abbiamo intrapreso la strada giusta, la strada che è fatta non solo di risultati ma anche di soddisfazioni che raccoglie la società, in quanto il nostro 2008 Vedda è stato convocato per la rappresentativa regionale juniores a Castellammare, quindi significa che il lavoro è proficuo, è importante, siamo sulla buona strada. È chiaro che quando dico che il lavoro non va solo valutato per quella che è la classifica, mi riferisco anche a questo tipo di lavoro di equipe, dove abbiamo spinto e siamo riusciti in poco tempo a mandare un 2008 in rappresentativa, quindi significa che il lavoro è quello giusto, dobbiamo continuare su questa strada e non dobbiamo nascondere anche le nostre ambizioni. Contro il Mazzara capolista chi Aragona servirà? Servirà un Aragona che farà una partita tecnicamente migliore di quella di Bagheria, dove probabilmente abbiamo sbagliato nelle cose semplici e fatto bene le cose difficili. Noi dobbiamo superare i nostri limiti, migliorarci allenamento dopo allenamento e servirà soprattutto una partita intensa, perché il Mazzara io l'ho visto, è una squadra fisica, è una squadra che può soffrire solo se la metti sul ritmo e sull'intensità. Se manteniamo un ritmo basso probabilmente faremo la loro partita, quindi bisogna fare una partita gagliarda, intensa, di grossa applicazione ma di grande cuore e determinazione. E sabato 18 ottobre inizierà anche il campionato di pallamano maschile. La Pallamano Girgenti ospiterà l'Enna al nuovo palazzetto dello sport di Agrigento. Sempre Davide Sarto. Coach Lillo Gelo, ci siamo, finalmente inizia il campionato di Serie A2. In casa affronterete l'Enna, derby siciliano che promette spettacolo. Sicuramente non è una partita, sarà una partita molto difficile e molto complicata e noi ne siamo certi, perché l'Enna è una squadra che l'anno scorso ha partecipato al campionato di Silver, però a girone unico, quindi con un livello di difficoltà molto più alto di questo che ha 2 gironi, e quindi sarà una partita veramente difficile. Cosa temi dell'avversario? Sicuramente la loro difesa, il loro modo di giocare, la loro organizzazione e la loro capacità di sapere sempre quello che c'è da fare. La tua Pallamano Girgenti come arriva a questa sfida? Arriva, diciamo che ci siamo preparati dall'11 di agosto che ci alleniamo, che aspettiamo con ansia questa prima giornata, e quindi siamo certi delle nostre capacità e daremo battaglia dal primo momento. Debutto casalingo davanti ai vostri tifosi, quanto sarà importante il fattore campo, l'apporto del vostro pubblico? Diciamo che riuscire a giocare ad Agrigento, già questo è il 50%, l'apporto di quello che dei tifosi, fare sentire la vicinanza alla squadra e il tifo, sicuramente ci darà una spinta in più per sicuramente fare bene questa partita. Le tue sensazioni alla vigilia della partita? Le mie sensazioni, avendo visto per come si sono allenati i ragazzi, le mie sensazioni sono positive, perché dall'11 agosto che si allenano, si impegnano e stanno dando sempre il massimo in ogni allenamento. Ci siamo, finalmente si gioca, inizia il campionato di Serie A2, il debutto casalingo contro l'Enna. Che partita dobbiamo aspettarci? Ma guarda, sicuramente è una partita difficile, la prima in casa non sarà una partita semplice, sarà una battaglia, però quello che posso dire è che adesso abbiamo un palazzetto nuovo, siamo in una nuova casa e quindi questo ci darà sicuramente uno stimolo in più per dare il 100%. Il derby contro l'Enna come l'avete preparato? Allora, è stata una settimana difficile perché abbiamo perso purtroppo Luigi per un infortunio, quindi non ci sarà, ed è, diciamo, una grave perdita per noi, però quello che posso dire è che daremo comunque il massimo, questo è sicuro, e cercheremo in tutti i modi di portare la vittoria a casa. Quanto sarà importante l'apporto del vostro pubblico? Giocate in casa, come detto, un nuovo palazzetto. Quello è fondamentale, infatti spero che venga più gente possibile, perché veramente
Si gioca in 7, ma il pubblico potrebbe essere l'8° e darci la spinta in più per poter vincere. L'Enna che avversario è? L'Enna è una squadra forte, si è rinforzata negli ultimi giorni del mercato, ha preso un pivot nuovo, un vecchio pivot per loro perché era uno del loro settore, un pivot che viene da una categoria superiore, quindi noi ci stiamo preparando al massimo, sarà una battaglia. Per te, tu sei un agrigentino, cosa rappresenta indossare la maglia della Pallamano Girgenti? Ma guarda, per me è sempre un orgoglio, io ho girato, sono stato a Parma, a Petrosino, però casa è casa, quindi come dico sempre darò sempre il massimo. Ci siamo Presidente, inizia il campionato, debutto in casa per la Pallamano Girgenti contro l'Enna, le tue sensazioni alla vigilia quali sono? Eh sì, inizia un campionato che aspettiamo da giorni, che prepariamo da quasi 3 mesi. C'è molta adrenalina tra i ragazzi, c'è molta emozione tra la dirigenza. Aspettiamo questo blasone, scusate, che è l'Enna. Faremo il possibile per giocarcela. Non sarà una partita facile, non temiamo nessuno, questo ci tengo a dirlo. Perderemo o vinceremo comunque con dignità. Cosa hai detto ai ragazzi in settimana? I ragazzi sono abbastanza carichi. Noi stiamo facendo il possibile per motivarli e caricarli più del dovuto. Ce la metteranno tutta, ce la metteremo tutta, spero che il pubblico ci dia un supporto e sarà un sabato divertente per tutti. Ecco, parliamo del pubblico, debutto in casa, quindi quanto sarà importante l'apporto dei vostri tifosi? Molto, moltissimo, ci aspettiamo molti curiosi, molte persone che per la prima volta vedranno una partita di pallamano in un palazzetto di tutto il rispetto. Il pubblico per noi è molto importante, l'abbiamo comunicato in tutti i modi, in tutte le maniere, vi aspettiamo numerosi. La sentiamo, sì, aspettiamo, ormai sono gli ultimi 2 giorni, l'attesa è finita, però è bello vedere i ragazzi che sono pronti, hanno effettuato diversi test, li troviamo abbastanza pronti e caricati, penso che sarà un match, una bella partita. Ecco, come ve la immaginate questa partita? Noi ce la immaginiamo con un buon pubblico intanto che ci dia un supporto adeguato perché ne abbiamo bisogno. La squadra, l'ho detto e lo ripeto, è di tutti, la squadra di Agrigento, cercheremo di portare veramente in alto questo nome di questa città, la pallamano d'Agrigento. Mi aspetto una partita molto combattuta, noi purtroppo abbiamo una defaglianza un pochettino grave con l'assenza di Luigi che si è fatto male la settimana scorsa, però i ragazzi sono carichi e penso che lotteranno pure per lui. E questo è tutto per l'edizione di TVA Notizie di oggi. I programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.